Cari telespettatori, ben ritornati insieme a noi e anche naturalmente insieme al nostro ospite, il professor Luigi Galimberti. Grazie di essere qui con noi, professore, Grazie a direttore voi. di tossicologia clinica della farmacodipendenza dell'azienda ospedaliera Università di Padova. E ci fa particolarmente piacere averlo perché potrà illustrarci una ricerca molto importante che ha coinvolto un numero significativo di giovanissimi, quasi bambini, perché l'età è dai 10 anni in su, quindi ragazzini, via di sviluppo, coinvolti nel problema delle tossicodipendenze, diciamo delle dipendenze in generale, perché vedremo di sviluppare e comprenderlo bene. È molto importante che chi ci segue, sappiamo che moltissimi di voi sono genitori ma anche tanti nonni, oppure possono avere delle conoscenze con il mondo dei giovani, comprendano questo problema, ne comprendano la dinamica, il significato, la ricerca che ci sta dietro di fondamento scientifico. Non stiamo parlando di un pur parler, di credenze di carattere popolare, si dice, si pensa, si racconta, perché poi tutto è suffragato anche da fatti accaduti sul nostro territorio, di una gravità incredibile, portati agli, tra virgolette, agli onori e disonori della cronaca, anche da arresti che sono stati effettuati, da fermi, eccetera, da indagini condotte dai carabinieri. Tutto è partito qualche giorno fa, quando sui giornali tutti quanti avete letto quello che è successo nel comune limitrofi di Limena, in provincia di Padova, ma in realtà riguarda tantissimi comuni del nostro territorio, del nostro paese, perché coinvolti tantissimi ragazzini nello spaccio di sostanze stupefacenti, ma naturalmente anche nel consumo poi di queste sostanze. Ragazzini estremamente giovani, quindi famiglie coinvolte che non erano a conoscenza, ragazzini che negavano poi il fatto di essere partecipi di questo giro, che soprattutto negavano a se stessi forse la gravità della cosa per mancanza di conoscenza, appunto, di domanda, di conoscenza anche delle conseguenze, delle ripercussioni. Tutto viene preso con estrema leggerezza. E quindi cosa sta succedendo? Un fenomeno dilagante che non viene affrontato con le dovute cautele, forse anche perché poi dietro c'è un business economico incredibile. Fatto sta che comunque la causa il pusher, diciamo che ancora è in libertà perché ha patteggiato, e quindi, come succede spesso nel nostro paese, il lavoro di indagini di tanto tempo va in fumo. Però tant'è, lasciamo perdere il percorso della giustizia, andiamo a vedere un po' la matrice scientifica e quel che la riguarda e compete. Con l'occasione voglio ricordare, lo ricorderò ancora, che il 26 novembre a partire dalle 17, ve lo ricorderò ancora perché poi capirete anche l'importanza di questa presentazione, fino alle 7:30 di sera, 8, ci sarà un incontro dibattito tra il sindaco Bitonci, l'assessore Rodeghiero, con la partecipazione naturalmente anche del professore, tra dipendenze tecnologiche da sostanze e nuovi allarmanti dati sui ragazzi delle scuole medie di Padova, 11 anni, 13-14 anni. È un incontro aperto al pubblico, ci sarà anche l'occasione con la presenza del professor Galimberti, presidente dell'associazione Genitori Attenti, genitori molto attenti, anche nonni attenti, dal titolo "C'era una volta un bambino, le basi neuroscientifiche del buon senso", e ci sarà anche la proiezione di un DVD che è di supporto a questa pubblicazione che non è l'unica, perché poi un altro libro interessante è "Morire di piacere, dalla cura alla prevenzione delle tossicodipendenze", sempre del professor Luigi Galimberti della BUR Saggi, che può essere naturalmente preso in libreria e consultato, un consiglio per quanti hanno a che fare con il mondo dei giovanissimi. Detto questo, lo ricorderemo ancora perché sappiamo che poi molti di voi sono interessati alle pubblicazioni, ci scrivete, volete sapere dove si trovano, eccetera, quindi lo ricorderemo. Professore, entriamo nel merito specifico. Una ricerca, ci racconti un attimo come si è svolta, quali sono i parametri e anche quali sono gli allarmanti elementi che ne sono scaturiti. Sì, vorrei fare una premessa. Le cose allarmanti noi cerchiamo di conoscerle per dare uno stimolo incoraggiante. Nel nostro stile da sempre non c'è quello di conoscere per spaventare, ma di conoscere per cambiare. Assolutamente, spaventare non serve a niente. Non serve, peggiora la situazione. Allora, prima di tutto due notizie fondamentali di tipo scientifico. C'è una differenza tra, ad esempio, un bere adeguato, normale di alcol, un abuso e una dipendenza. E se non abbiamo queste idee chiare su questi tre concetti fondamentali, non riusciamo a capire il resto del discorso. Una persona adulta con più di 18 anni può bere tranquillamente una certa quantità di alcol al giorno, preferibilmente mangiando, senza andare incontro a delle conseguenze particolari.
Se raddoppia, triplica, quadruplica questo tipo di assunzione, va incontro a un abuso che, se non ha provocato determinate modificazioni che acquistano caratteristica di irreversibilità, può essere sotto forza di volontà controllato e riportato a un uso normale. Se invece si è saltato un certo fossato, la cui base scientifica è tutt'oggi un mistero, si passa dall'abuso alla dipendenza e a quel punto o non si beve più o quando si beve si perde il controllo. Quarto e ultimo concetto fondamentale scientifico: la tossicodipendenza, sia essa da sostanze o da comportamenti, tipo internet, dipendenza sessuale e altre, non è caratterizzata dalla quantità, ma dalla perdita di controllo rispetto alla propria volontà quando si inizia, si attiva un certo comportamento o si tocca una certa sostanza. Anche le ludopatie a questo punto. Tutto. Qualsiasi dipendenza. Dipendenza da sostanze, la dipendenza da sostanze, le basi scientifiche sono che nello spazio sinaptico, cioè di comunicazione tra un neurone e un altro, si infila una sostanza molto più potente del gratificante naturale. Nelle dipendenze da comportamento, quindi dipendenza da gioco, videogames, dipendenza sessuale, dipendenza di shopping compulsivo e tutte le dipendenze comportamentali, oggi sono molte, il problema non è tanto nella fessura sinaptica, cioè non è tanto chimico, ma quanto elettrico. Un neurone parla a un altro neurone, sempre da monte a valle, ne abbiamo 100 miliardi nella testa di ognuno di noi, e tra una comunicazione e l'altra ci devono essere almeno 3 millesimi di secondo di tempo perché il neurone possa riposarsi e rigenerarsi. Se cliccando, chattando, inviando sms, continuando a guardare siti pornografici, noi eccitiamo in maniera eccessiva e non diamo questi 3 millesimi di secondo ai neuroni, questi vanno in loop, cioè sviluppano una sorta di automatismo, un circolo vizioso che comporta poi un abuso o una dipendenza. Quindi le dice che forse per uscirne bisognerebbe lasciare intercorrere un lasco di tempo tra un'azione e l'altra. Per uscirne, per non entrare, perché una volta che è entrato non ne esce più, se non attraverso degli interventi clinici. Questo è il dramma. Sì, cioè il giocatore d'azzardo non riesce né con la psicoterapia, né con la terapia cognitiva, né con le esortazioni, né con le punizioni a smettere, e se smette, perché la sua forza di volontà glielo permette, lui sarà tormentato tutti i giorni, per settimane, mesi o anni, dalla voglia di giocare appena ne avesse la possibilità. Perché si è innescato questo loop sinaptico? Cioè, esatto. Quindi ci vuole un poco, pochissimo per innescarlo sostanzialmente. Dipende dall'età, e qui subentra un'altra considerazione importante. Come le dicevo, il bicchiere di vino o il gioco d'azzardo o la dipendenza sessuale, se una persona ha 30 anni può vedere, può fare, può utilizzare una determinata quantità relativamente elevata senza sviluppare abuso o dipendenza. Un cervello in via di formazione ha una fragilità molto ma molto accentuata, molto maggiore, che è inversamente proporzionale all'età. Un bambino di 2 anni ha una protezione nei neuroni che è infinitamente inferiore a un bambino di 14 e a un uomo di 20-25. Nell'essere umano il cervello non matura prima dei 20-25 anni, per cui l'isolamento, diciamo, elettrico fatto attraverso la mielina, che è una sostanza grassa che permette alla corrente di non disperdersi come fosse un filo elettrico con il cuore di rame invece che di sostanza biologica, se questa dipendenza, se questo isolamento non è completato, il cavo, oltre a viaggiare, a far viaggiare l'informazione molto più lentamente, è molto più, si può rovinare con molta maggior frequenza, e questo aspetto, che è molto preoccupante, non è conosciuto dai neuroscienziati. Noi sappiamo cosa fanno le cose o cosa fanno determinate dipendenze comportamentali, ma non sappiamo esattamente che cosa provocano in cervelli di 8, 9, 10, 2, 3, 4 anni. Cosa supponete che possano provocare? Qui si innesta un po' le nostre ricerche, che partono, noi di solito si lavora con i topolini, perché i topolini ti permettono, avendo un sistema di ricompensa, di gratificazione molto simile a quello degli uomini,
di capire che cosa succede nella trasmissione neurale e perché questa vada incontro a una dipendenza. I topolini ci hanno spiegato fondamentalmente che se noi andiamo a stimolare determinate zone in maniera eccessiva, si formano sui fili elettrici dei circuiti neurali delle spine. Queste spine, ma questo avviene dopo 4 ore ad esempio di un'esposizione per la prima volta di un topolino alla cocaina. Queste spine poi si sviluppano e si vanno ad agganciare ad altre ramificazioni del neurone, creando una sinapsi che poi produce un circuito che è quello che va in loop. Quindi le considerazioni che si sono fatte fino e che si continuano a fare sulla matrice psicologica delle dipendenze sono materiale vecchio, un po' da buttare. Oggi la dipendenza va considerata una malattia cerebrale, al pari del Parkinson, dell'Alzheimer, dell'autismo e di tante altre. Una malattia cerebrale. Una malattia neurologica. Non si spiega diversamente come in tutto il mondo chi sviluppa queste malattie assume un comportamento del tutto sovrapponibile, sia australiano, sia americano, sia inglese, sia sudafricano o altro. Perché? Perché si hanno delle modificazioni che sono simili nel topo e in tutti i mammiferi, anche della specie Homo sapiens. Quindi la prima considerazione è che ci troviamo di fronte a delle malattie cerebrali. Se noi esponiamo il cervello ad un determinato virus, questo può produrre delle modificazioni irreversibili. Se noi lo esponiamo alla cocaina o lo esponiamo allo spinello o lo esponiamo, o lo esponiamo al gioco d'azzardo, si producono delle modificazioni del tutto simili a quelle che avverrebbero se ci fosse il virus a entrare in contatto. Una volta che queste sono manifestate, i problemi per la cura sono di una complessità assoluta. Quindi problemi molto complessi per la cura, questo è un aspetto di fondamentale importanza. La interrompo solo un secondo, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno signora. Sono Laura, si ricorda di me da Monteverde, da Roma. Dica. E ne succedono tante qui con questa droga, quest'alcol. A me pure hanno tentato di farmi bere, di drogarmi, ma non ci sono mai riusciti. Capito? Io ho cercato sempre di stare attenta perché so quello che le conseguenze per i giovani. Mando un appello a tutti i giovani che non devono fare uso di queste cose, di questi, specialmente chi prende farmaci o cose. Non bisogna né bere né drogarsi. Ha capito? Certo. Grazie, sì, grazie molte signora. Un bacio, grazie, grande complimenti per la trasmissione. Grazie signora, grazie del suo Vi voglio intervento. bene. Grazie. Ciao tesori, ciao. Allora, ringraziamo la signora della testimonianza, che effettivamente tra l'altro si è legata magari a chi prende anche dei farmaci e poi con delle sostanze, è veramente rischiosissimo, un cocktail drammatico. Stiamo parlando della cura. Cosa sta a significare questo? Quindi che cosa implica? Implica che bisognerà trovare delle modalità, diciamo, che non sono né farmacologiche né psicoterapiche per andare a riparare questi neurocircuiti cerebrali che si sono alterati. Perché E quali possono essere, non è farmacologico e terapico? sono neurofisiologiche, sono delle tecniche, sono tecniche del terzo millennio dove in alcuni paesi si stanno già applicando ad altre patologie, dove anche il nostro gruppo di ricerca è attivamente impegnato in una serie di ricerche con dei risultati molto promettenti, ma che per il momento è del tutto prematuro. Cioè tipo cosa coinvolgono? Cosa Comportano modificare l'assetto neurale, cioè lei stimola con della debolissima corrente elettrica o con delle onde elettromagnetiche, stimola determinate parti del cervello che reagiscono positivamente, sembra, e poi ricominciano a funzionare come una volta. Per la depressione questo è un trattamento in atto da circa 10 anni in tutto il mondo, per il Parkinson attraverso addirittura degli elettrodi impiantati nella substanzia nigra
e le tecniche, diciamo, di manipolazione cerebrale, ecco, non facciamo la fantasia dell'elettroshock, ma senza andare troppo in là, sappia che l'elettroshock oggi viene usato nei centri cinesi di riabilitazione e in quelli nordcoreani e altro, perché la diffusione della dipendenza da internet è diventata pandemica e non sanno più come affrontarla. Addirittura c'è dipendenza da internet? La dipendenza noi ne abbiamo trattate più di qualcuna. Adesso noi vediamo ragazzi di 15 anni, 16 anni, 17 anni, cosa mai vista in precedenza in tutta la mia carriera, che hanno un comportamento assolutamente ineccepibile durante il giorno, sono capoclasse, praticano sport agonista, eccetera. Nel momento in cui toccano l'alcol vanno in coma etilico. Nel momento in cui toccano lo spinello non riescono più a fermarsi. E questo perché? E questo dimostra che c'è una malattia cerebrale. Quando noi siamo andati poi a studiare dal punto di vista psicologico questi ragazzi non troviamo dei disturbi psicologici particolari, non sono depressi, non sono ansiosi, la famiglia è strutturata, non hanno problemi neanche scolastici perché di solito hanno dei profitti molto elevati, poi continuando in questo percorso tutto frana. Ma all'inizio, quando li vediamo all'inizio, sono ragazzi assolutamente... Ma che cos'è? Qual è il problema quindi che si è innescato in questi ragazzi? Si è innescato che hanno cominciato ad usare a 10 anni, a 8 anni, a 9 anni, a 10 anni, a 11 anni e le modificazioni che non si sarebbero mai verificate a 25, a 13 o a 11 sono in grado di verificarsi. Per cui cominciare a bere a 10 anni, e noti che in uno studio dell'OMS l'Italia è messo al primo posto per l'inizio di uso precoce perché il 20% dei maschi e il 16% delle femmine inizia un uso regolare di alcol all'età di 10 anni. 10 anni uso regolare di alcol? Da un'unità alcolica alla settimana in su. Le lesioni che si producono vanno nella direzione di quella modificazione elettrica cerebrale che poi va in loop, come dicevamo prima. Quindi uno apparentemente crede di non aver provocato nulla nel proprio figlio o nel giovane, praticamente invece si è innescato, ma non è percepibile, visibile, perché magari il comportamento è normale, Perfetto. Salvo poi esserci una caduta. Adesso lo si sta dimostrando con tecniche sofisticatissime, la fotometria a due positroni, con apparecchi che costano miliardi, che ne sono 2 o 3 in giro per il mondo, per cui c'è anche una dimostrazione molto concreta. Ecco, noi invece attraverso questo studio ci riagganciamo, no? Da un lato malattia cerebrale che provochiamo nei topini e in tutti gli animali in fase adolescenziale, che noi mettiamo in contatto con sostanze o anche con gioco, hanno elaborato una bella tecnica per far diventare dipendenti da gioco i topolini, se vuole ne parliamo in questo in un altro contesto, ma è molto simpatica, e si è visto praticamente che da un lato abbiamo la malattia, no? Da quell'altra parte noi abbiamo potenziato molto la prevenzione, perché lei, nessuno se ne accorge, ma sappia che noi cominciamo a osservare delle dipendenze intorno ai 4-5 anni, ecco, dipendenze comportamentali ovviamente. Allora, la cosa interessante è che abbiamo preso un campione statisticamente rappresentativo di circa 1400 ragazzi nel progetto Pinocchio dell'anno scorso, estratti da tutti e 6 quartieri di Padova. Ecco, io lo blocco un secondo, questa qua è estremamente interessante, però vorrei dimenticarci un attimo di calma. Abbiamo la pubblicità. Allora, riprendiamo questo discorso e anche questo campione, esatto. Andiamo subito in pubblicità e poi torniamo insieme tra poco.